Nel Veneto dei centri commerciali si registra la contrazione record dei consumi. Sono i dati dell'indagine di Confimprese. Nella nostra regione c'è il dato peggiore di tutta Italia. Il commento del presidente di Confcommercio Veneto, Patrizio Bertin: il Covid ha fatto selezione. Questa è la prima notizia di oggi per Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto e oggi è venerdì 17 dicembre 2021 e allora leggiamo i risultati di questo report pubblicato dal Corriere del Veneto di oggi. In novembre i consumi di mercato in Veneto sono risultati inferiori del 29,9% rispetto allo stesso mese di 2 anni fa. Il confronto, a dire il vero, leggendo la tabella intitolata il gelo dei consumi, il confronto è tra il periodo gennaio-novembre del 2021, quindi i primi 11 mesi di quest'anno, e quelli dell'anno scorso. Il grafico mostra appunto il calo dei consumi che si è registrato in questo periodo, o meglio il leggero recupero. Il Veneto in questa classifica si piazza circa a metà, nel senso che nel corso dell'anno rispetto all'anno scorso è stato recuperato il 7% dei consumi. La Lombardia la Campania che guida questa classifica ha recuperato il 19,3%, ma invece i dati, quindi il confronto tra il mese di novembre di quest'anno e quello dell'anno scorso, è impietoso. Si parte dalla Puglia che cresce col 6,5% di consumi in più nel novembre di quest'anno rispetto al novembre 2020, e poi si scende Abruzzo, Calabria, Sicilia, Sardegna fino a tre ultime regioni che sono Marche, Umbria, Veneto, dove i consumi sono crollati di un quarto sostanzialmente, del meno 22,9%. Sono i dati dell'Osservatorio Permanente di Confimprese EY, e il dato è preoccupante per il Veneto, in particolare, scrive Gianni Favero sul Corriere del Veneto, appunto, specialmente se confrontato con le aree storiche di riferimento, le regioni vicine, quindi l'Emilia Romagna e la Lombardia, dove si registra comunque un calo dei consumi ma più contenuto. E c'è un dato interessante nelle pieghe di questo report: i centri commerciali calano del 19,4% in novembre, calo che però precipita al 31,9% se si considerano gli 11 mesi dall'inizio del 2021. E quindi questo settore è l'ambito in cui la disaffezione dei consumatori è massima, scrive sempre il giornalista del Corriere del Veneto, se si esclude ovviamente il turismo, che però ha una storia completamente diversa. Quindi nel giro di un anno è crollato di un terzo il consumo all'interno dei centri commerciali. 2 più 2 fa quasi sempre 4, scrive Gianni Favero. Se proprio il Veneto pullula di colossi dello shopping, alcuni dei quali a dispetto di ciò anche ora in costruzione, probabilmente il calo dei consumi molto maggiore che altrove si spiega anche così. Ed è proprio di questo avviso il presidente di Confcommercio Veneto, Patrizio Bertin, che trova invece nei dati comunque negativi di questo rapporto dei segnali invece positivi per le vendite sotto casa, per i negozi di vicinato, e dice: il Covid ci ha insegnato qualcosa, o almeno dovrebbe averci insegnato qualcosa. Il consumatore medio da un lato si è trovato condizionato dalla paura degli assembramenti nei grandi centri commerciali, dall'altro mai come in questo periodo ha percepito l'importanza delle relazioni interpersonali, e quindi nei negozi tradizionali, così li definisce Bertin di Confcommercio Veneto, le persone hanno riscoperto la qualità, il valore di una risposta da parte di commercianti conosciuti e attenti, l'importanza di un consiglio.
Chi negli anni scorsi ha progettato e realizzato centri commerciali nelle periferie delle città, immaginando che l'offerta potesse fare da filtro e intercettare i flussi, adesso deve ricredersi. C'è una nuova generazione di clienti che vuole acquistare in modo diverso. E qui ovviamente non sono citati, ma sarebbero interessanti i dati della superficie di supermercati per abitante, una tabella che viene realizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico ogni anno e che vede il Veneto tra le regioni con una maggiore estensione di proprio superficie commerciale della grande distribuzione organizzata, quindi dei supermercati per abitante. Già da qualche anno è stata superata la soglia dei 500 metri quadri di supermercati per 1000 abitanti in Veneto e anche nel nord-est, dove tra l'altro in Friuli, Venezia Giulia, la concentrazione di strutture della grande distribuzione organizzata e quindi supermercati, centri commerciali eccetera è ancora più elevata. La notizia viene ripresa anche dai quotidiani del gruppo Gedi. In regione gli acquisti non decollano, Venezia, Verona e Padova al calo, c'è quindi un dettaglio sulle varie province e infatti in particolare tra le 5 province che vanno peggio a livello nazionale ben 3 sono venete. La peggiore di tutte, a dire il vero, è Bologna con un calo del 27,9% e poi Venezia e Verona meno 24,2, meno 22,9%, Firenze che perde il 21,2% di consumi e Padova meno 20,9%. Queste le 5 province con il maggiore calo di consumi di mercato. E insomma anche l'articolo sui quotidiani del gruppo Gedi, firmato da Riccardo Sandre, ripercorre tutti i dati del report, segnalando comunque che rispetto a un dato medio nazionale che vede una contrazione del 13% tra il mese di novembre 2021 e lo stesso mese del periodo pre-Covid 2019, invece il Veneto registra un calo del 22,9%. A nord-est fanno meglio sia il Friuli, meno 20%, che il Trentino Alto Adige, meno 17,3%. Proseguiamo con una notizia flash di politica, una battuta sostanzialmente del presidente della Giunta regionale del Veneto, Luca Zaia, che ieri era ospite al Breakfast Club di Radio Capital e sulla ipotesi di Silvio Berlusconi, Presidente della Repubblica, ha risposto: lo voterò sicuramente se sarà il candidato del centrodestra, puntualizzando poi che voterebbe anche Draghi se fosse quello il nome scelto dalla coalizione appunto del centrodestra. La battuta in replica di un consigliere regionale del Partito Democratico, Andrea Zanoni, che dice: sul serio Zaia sarebbe pronto a votare Berlusconi? Ci ragioni sopra, non meritiamo un Presidente della Repubblica condannato per frode fiscale e con 1000 guai giudiziari. Questa è insomma la replica e il commento del Partito Democratico con un suo consigliere regionale. Parliamo di lavoro, prima di tutto la buona adesione allo sciopero generale chiamato da CGIL e UIL per la giornata di ieri, giovedì 16 dicembre 2021, ne abbiamo già parlato ovviamente in questi giorni sul podcast Sveglia Veneto, sui quotidiani locali di oggi, ad esempio la Nuova Venezia, abbiamo un pezzo che dà conto della partecipazione alta da parte dei metalmeccanici, ci sono i dati di alcune grandi aziende, ad esempio la Perego di San Donà con un'adesione del 75%, la Rendelin, un'azienda degli appalti di Fincantieri, adesione del 100%,
dipendenti diretti della Fincantieri che sono per la maggior parte impiegati, adesione del 40%, alla Marcato adesione del 100%, numeri importanti secondo la FIOM veneziana, perché non era così scontato che le tute blu decidessero di incrociare le braccia per diciamo protestare appunto contro la legge di bilancio e soprattutto l'impostazione della manovra fiscale del governo che penalizza le classi meno abbienti e le fasce di reddito appunto più basse. Poi ancora sul Mattino di Padova un articolo firmato da Felice Paduano che racconta delle centinaia di padovani nel corteo di Milano, adesione attorno al 60-70% nel trasporto pubblico locale, quindi uno sciopero con una partecipazione alta, ma comunque, scrive Paduano, senza troppi disagi per i viaggiatori e ci sono le dichiarazioni del segretario regionale della CGIL del Veneto che dice no alle scelte di questo governo. I lavoratori si sono mobilitati per la giustizia e per ridare protagonismo al mondo del lavoro che vuole contribuire a ricostruire questo paese, ha scritto appunto Cristian Ferrari, il segretario regionale della CGIL, e appunto chiediamo una riforma fiscale che premi i redditi più bassi e non quelli più alti. Vogliamo flessibilità in uscita dal lavoro a 62 anni o con 41 anni di contributi anche per garantire ai giovani un futuro tranquillo e una prospettiva previdenziale sicura. Siamo scesi in piazza insomma per dire che noi l'Italia la vogliamo cambiare davvero. Quindi il tema delle pensioni e della precarietà. Ancora sulle pagine del Gazzettino, 600 trevigiani in piazza Milano, quindi i 12 pullman partiti da Treviso con appunto alcuni degli iscritti della CGIL, alcuni dei lavoratori che hanno scioperato, partecipato ieri allo sciopero generale. Di nuovo i dati relativi alla manovra fiscale che in Veneto lascerebbe senza significativi benefici l'80% dei lavoratori e quindi questo sarebbe l'effetto strutturale delle modifiche apportate alle aliquote IRPEF. Sempre parlando di lavoro, è atteso per oggi il ministro del lavoro appunto al vertice previsto in giornata a Roma sul caso Speedline e quindi l'azienda di Santa Maria di Sala che dovrebbe chiudere, secondo quanto annunciato dalla proprietà, a causa di una delocalizzazione decisa appunto dalla società che vuole spostare la produzione da Santa Maria di Sala nel veneziano alla Germania e la Polonia, lasciando a casa 605 persone che sono i dipendenti diretti, ma 750 persone che sono complessivamente i lavoratori coinvolti nella produzione dello stabilimento di Santa Maria di Sala. Allora, oggi appunto, dopo la mobilitazione dei lavoratori, dei sindacati, ma anche di larga parte della società civile e della politica locale, finalmente al Ministero dello Sviluppo Economico è in programma una videoconferenza tra parti sociali e Ronald Group, che sarebbe la società, diciamo, titolare di questo stabilimento della Speedline a Santa Maria di Sala, un incontro in cui si discuterà la volontà appunto da parte della società di chiudere entro un anno il sito dove si producono cerchi in lega e sono impiegate 605 persone. Finora l'azienda non ha mai aderito né alla riunione informativa del 6 dicembre né a quella del 9 dicembre in regione, insomma non ha partecipato ad alcun tavolo finora e quindi diciamo c'è attesa per questo tavolo per vedere se appunto stavolta la società parteciperà al tavolo. Nel frattempo proseguono ovviamente tutte le iniziative da parte dei lavoratori, del sindacato e anche diciamo la politica si attrezza e si muove, si punta a un decreto legge nella legge di bilancio per fermare le delocalizzazioni, una questione ovviamente
ben più generale, ma che in questo caso si fa concreta e la vivono sulla loro pelle, questi 750 lavoratori che rischiano il posto di lavoro. Chiudiamo con delle flash, notizie curiose come al solito. Allora, la prima riguarda la chiusura del gruppo 6 di Monselice Se, un gruppo Facebook tra i più vecchi e attivi della provincia di Padova. La pagina Facebook era stata tra le prime a comparire nella provincia appunto euganea. La gestione e la moderazione dei commenti avevano scatenato polemiche, un gruppo enorme da 16.600 membri dove giravano informazioni, notizie, comunicazioni comunali, anche la politica cittadina, eccetera. E è stato chiuso ieri, anzi nel tardo pomeriggio di sabato, dagli amministratori che hanno scritto un breve commento. Da questa sera il gruppo viene archiviato fino a data da destinarsi. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato con noi in questi anni con testimonianze, foto, racconti. Per il resto stendiamo un velo pietoso. Altra notizia flash: prime multe per i tifosi allo stadio senza mascherina, 50 tifosi multati dopo i controlli del fine settimana nel Padovano. Le due partite erano Cittadella Ascoli e Padova Sud Tirol e appunto i controlli proseguiranno, ricordando che appunto la mascherina è obbligatoria allo stadio e questa previsione riguarda ovviamente il contenimento delle norme anti-Covid. Infine, sempre collegato a questo, da lunedì è ufficiale il Veneto è zona gialla. Cosa cambia? Sostanzialmente torna l'obbligo della mascherina anche all'aperto. Per il resto è tutto sostanzialmente uguale alla zona bianca. Ultima flash di oggi: la polemica nel Trevigiano, a Roncade. H-Farm spara neve artificiale dal tetto della biblioteca, vuole trasformare il campus in una pista da snowboard, ma il test fallisce per le alte temperature e c'è la polemica di Legambiente, delle associazioni ambientaliste, che dicono insomma questa iniziativa potrebbe avere un impatto negativo sull'ecosistema, che è, ricordiamolo, a ridosso del fiume Sile. Il campus a Catron di Roncade della H-Farm è appunto molto vicino al fiume e poi sarebbe anche, secondo Legambiente, uno schiaffo al futuro di quegli stessi studenti che il campus ospita. In piena crisi climatica e emergenza idrica, con la pianura veneta maglia nera europea per l'inquinamento atmosferico, H-Farm, che si presenta come la scuola del futuro, posiziona un cannone sparaneve per innevare parte del suo prato. Siamo in un'area molto fragile, sostituire la neve naturale con quella artificiale con un enorme spreco di risorse, insomma non avrebbe molto senso. La replica della scuola dice in montagna, della scuola privata, insomma ovviamente della società H-Farm, è che in montagna no, attenzione, non volevamo offendere nessuno e facciamo tesoro di tutte le osservazioni. È stato un tentativo, fallito peraltro, a quanto pare, ma è stato un tentativo, dice H-Farm, che abbiamo voluto fare utilizzando solo acqua di recupero, energia prodotta dai nostri pannelli solari e nessun additivo o agente chimico. La neve non è riuscita ad attaccare, ma recepiamo le lamentele e ne terremo conto per il futuro. Quindi insomma si è conclusa con un buco nell'acqua questa idea di trasformare il campus a Roncade, nel Trevigiano, di H-Farm in una pista da snowboard. Per oggi è veramente tutto, grazie per aver ascoltato Sveglia Veneto, io sono Jack Calcetto, oggi è venerdì 17 dicembre 2021, buona giornata.